Abbiamo ricevuto oggi l'assegno di 2.000 euro devoluto dalla CDA grazie alla raccolta di microdono effettuata nell'anno 2017, grazie ai caffè e all'incentivo maggiorato raddoppiato dalla stessa CDA. Questo permette all'Associazione di Endometriosi, ormai attiva nel territorio sia regionale che nazionale da ormai un ventennio, per portare avanti una malattia che non è riconosciuta come l'endometriosi, una malattia che crea danni agli organi e non permette alle donne anche di perdere il lavoro, di non lavorare, di non avere figli. Quindi l'imprenditore Fabrizio Catelan della CDA ci ha permesso di portare avanti un progetto dell'associazione in modo di far conoscere e divulgare, sostenere e farci conoscere sia in regione sia a livello nazionale la problematica che cattura tutte queste donne e tutte le loro famiglie che soffrono di questa malattia.